Ancora sangue sulle strade, a perdere la vita attorno alle 4 di oggi Massimo Quattoni, 46enne di Rossano Veneto. L'uomo, titolare di una concessionaria d'auto a Rosà, stava guidando la sua Mercedes lungo via Castellana dal Tivole quando, per causa ancora in corso d'accertamento da parte della Polstrada, ha perso il controllo del mezzo, si è schiantato in pieno contro un albero all'altezza della deviazione dei cantieri della Pedemontana, da Asolo verso Riese. Un impatto tremendo, inutile ogni soccorso sul posto, l'ambulanza del SUEM e i vigili del fuoco, ma per Massimo Quattoni non c'è stato nulla da fare. La notizia della sua morte ha fatto in un attimo il giro del paese, sotto shock la comunità di Rossano, e un messaggio di cordoglio arriva dalla sindaca Morena Martini. Massimo ci ha colpito il fatto bell'età, perché è giovane, il fatto che fosse un ragazzo pieno di vita, amante degli amici, dell'amicizia, della compagnia. Rossano è un paese piccolo, ci conosciamo tutti, siamo vicini alla famiglia come possiamo, nelle misure in cui possiamo, e sarà un Natale particolarmente pesante per tutti noi, perché è un'altra giovane vita che se ne va.